Si è svolto ieri la festa nazionale dei Vigili del Fuoco ad Agrigento, presso il Palacongressi del villaggio Mosè. Il corpo è stato fondato il 27 febbraio del 1939. Il comandante dei Vigili del Fuoco Calogero Barbera e il personale del comando hanno celebrato la ricorrenza in onore e orgoglio di appartenenza al corpo, interpretando con impegno continuo al servizio della collettività negli scenari di soccorso tecnico, nelle attività di prevenzione incendi e sicurezza tecnica, nella formazione antincendio per la diffusione della cultura della sicurezza. L'invito all'autorità e ai vertici delle istituzioni è stato ampliato alle comunità del territorio provinciale grazie alle attenzioni e alla sensibilità della Prefettura e dell'Ufficio Scolastico Regionale di Agrigento sui temi della sicurezza. Ha visto il coinvolgimento degli alunni, degli studenti con le premiazioni dei concorsi lì dove serve. I festeggiamenti hanno reso tributo al tricolore con una manovra di derivazione speleo-alpinistica, permettendo la visione delle dotazioni tecniche, della realtà dei soccorritori, del personale dei Vigili del Fuoco, accompagnate da emozioni musicali eseguite dalla banda del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, terminando con spazi di simposio e convivialità, celebrare i Vigili del Fuoco per la gente e tra la gente. Quindi uno spazio della cerimonia ha interessato il conferimento di 2 borse di studio per studenti meritevoli, delle croci di anzianità al personale che ha prestato servizio lodevole, di un encomio per particolari attività di servizio rese e delle benemerenze per il personale che ha cessato il servizio attivo. Ci eravamo lasciati con l'emozione dello scorso 4 dicembre, la ricorrenza della patrona dei Vigili del Fuoco. Oggi 27 febbraio per la prima volta ad Agrigento, ma in tutta Italia, festeggiamo il Corpo Nazionale a 87 anni dalla fondazione. Più che celebrare noi stessi vogliamo interpretare questo momento a servizio della collettività. La cerimonia di oggi sarà un'emozione con il coinvolgimento degli studenti del territorio in diffusione della cultura della sicurezza, quindi più che raccontarci, ci piacerà essere servizio della collettività in investimento per le nuove generazioni. In estrema sintesi, qual è il consuntivo di un anno di attività? Un anno intenso, tutto d'un fiato, H24, 365 giorni l'anno, sul territorio di Agrigento, ma più in generale a livello nazionale. Vede ad esempio per ora in concorso con gli altri comandi della Sicilia siamo tutti impegnati sul territorio di Niscemi.